la macchina che entra ora nella retta delle tribune. Lo stacco in questo istante. Veloce Noram LB e veloce anche Niagara S, ed è Niagara che prende il comando sul Noram LB mentre ha sbagliato No Limits Gare. In terza posizione Malvagio davanti a Nadir dei Venti, Mayer e Mayon dei Greppi lontanissima. No Limits 200 iniziali in 13,1 per Niagara AS, che completa ora i primi 400 metri in io ho 28,7. Intanto la mossa di Nadir dei Venti, che va a gravitare su Niagara sul finire della prima curva, e siamo ora all'imbocco della retta opposta alle tribune. I 600 se ne vanno in 43,5 con Nadir che va a far coppia con Niagara lungo la corda Noram LB, poi Mayer all'esterno Malvagio. Il gruppo è chiuso da Mayon dei Greppi verso l'imbocco della curva conclusiva. Niagara e Nadir in coppia su Noram LB e Malvagio. Chilometro in 1,13,5, metà della curva conclusiva Niagara e Nadir, poi Noram LB, Malvagio all'esterno. Quelli che completano i 3/4 di miglio siamo all'ingresso della retta di arrivo. Nadir dei Venti che passa in vantaggio, Malvagio prova l'aggancio, poi Mayer, ancora Niagara AS, al ciglio esterno Mayon dei Greppi. Nadir attaccato da Mayer a centropista, Mayer va su Nadir, Nadir che cerca la difesa, Mayer che attacca le battute conclusive, e nel finale Mayer che viene ad imporsi, mentre per il secondo sono molto vicini Mayon e Nadir. Quarto posto per Malvagio. Qui hanno fatto meno di 1,56, io ho 1,55,6, 12,3, 12,4 più o meno dovrebbe essere la media al chilometro per Mayer, che vince alla grande con Edoardo Baldi, il training di Lucio Colletti, i colori del signor Giovanni Cei, la quota al totalizzatore 2,37, e il secondo probabilmente per Mayon su Nadir dei Venti. Quarto Malvagio. E con questo è tutto per oggi da Follonica. Un saluto da Via Riverti, appuntamento a venerdì.